Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Domenica 12 marzo resteremo assieme fino alle 13:30, come sempre con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di queste ore, dalle infiltrazioni mafiose nell'economia del Veneto alla giornata nazionale contro le aggressioni al personale sanitario che si celebra proprio oggi. E poi dalle 12:45 andremo in diretta a Valdobbiadene per collegarci con il nostro collega Lucio Zanato e numerosi ospiti per parlare del Prosecco, delle nuove sfide, della siccità nell'ambito appunto di una serie di iniziative, di manifestazioni che sono in corso a Valdobbiadene nell'ambito della Fiera di San Gregorio. Ma cominciamo subito con la cronaca, quella appena trascorsa. È stata una giornata caratterizzata purtroppo, una nottata anzi caratterizzata purtroppo da diversi incidenti stradali che fortunatamente non hanno avuto conseguenze letali per le persone, ma che hanno creato comunque non pochi disagi. Cominciamo dalla provincia di Treviso, dove a Postioma di Paese si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte un incidente. Abbiamo anche le immagini che ci sono state mandate proprio dai vigili del fuoco intervenuti per primi sul posto. Un'auto è finita fuori strada andando in un fossato e abbattendo dei pali di sostegno della cartellonistica stradale. Ferite lievemente le 2 persone a bordo. I 2 occupanti infatti sono stati aiutati proprio dai vigili del fuoco ad uscire dalle vetture per essere poi trasferiti all'ospedale Cafoncello di Treviso. Per mettere in sicurezza il tratto stradale i vigili del fuoco hanno lavorato per circa un'ora e poi c'è stato anche qualche ora prima un altro incidente sulla Castellana, siamo a Scorzè, e in questo caso sono rimaste coinvolte 2 vetture in uno scontro frontale. Ecco, state vedendo le immagini. 4 le persone coinvolte, 3 delle quali sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Mirano. I 3 feriti sono stati trasportati all'ospedale dal SUEM 118 e la scorsa notte è stata anche una nottata di intensi controlli proprio per quanto riguarda la prevenzione contro le cosiddette stragi del sabato sera. In provincia di Treviso la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli nel centro abitato di Treviso. Sono state impiegate 4 pattuglie della Polstrada, un equipaggio della Volante, un'altra dell'ufficio sanitario provinciale della Questura, un'attività che ha permesso di controllare 70 conducenti e 70 veicoli. E purtroppo i risultati sono preoccupanti perché ancora troppe persone, giovani e meno giovani, continuano a mettersi alla guida in stato di alterazione psicofisica. Sono state ritirate 20 patenti di guida, di cui 16 per guida in stato di ebbrezza e 1 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra le diverse violazioni del codice della strada si sottolinea che sono state elevate 11 contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 7 per l'uso del cellulare, 1 per eccesso di velocità. Complessivamente sono stati decurtati oltre 200 punti di patente, servizi di controllo che verranno comunque riproposti anche nei prossimi giorni alla luce appunto di questa aumentata incidentalità che si sta appunto verificando in provincia di Treviso. E proprio per continuare a parlare di drammi della strada, vediamo le immagini che abbiamo girato ieri pomeriggio a Ponte di Piave, dove una grande folla commossa ha dato l'ultimo saluto ad Eralda Spaillari, la 19enne che ha perso la vita sabato della settimana scorsa nel terribile schianto di Gorgo al Monticano. Domani pomeriggio a Oderzo i funerali
dell'amica Barbara Brotto, rimasta appunto anche lei uccisa in quel tragico incidente. Vediamo. Una folla di 600 persone si è riunita al Palasport di Ponte di Piave per l'ultimo saluto a Eralda Spaillari, la 19enne deceduta sabato scorso assieme alla sua amica Barbara Brotto nell'incidente a Gorgo al Monticano nella BMW condotta dal suo fidanzato. Per la giovane amata e ben inserita nella comunità, le esequie si sono celebrate in forma laica. Eralda era una ragazza solare e determinata che desiderava aprire un proprio centro estetico vicino alla casa del suo fidanzato. Che amava profondamente e con il quale sognava di celebrare un fidanzamento ufficiale. Queste erano le sue aspirazioni e, forte di una determinazione non comune, studiava e lavorava per poterle realizzare. A voler ricordare la 19enne anche i suoi compagni di classe che all'Istituto Professionale Lepido Rocco l'avevano eletta come rappresentante. Nel momento più bello della vita, dove i tuoi sogni stavano per diventare realtà, è successo il peggio e continuiamo a chiederci il perché la vita si è provata così presto di una persona come te che l'avrebbe resa migliore. Il vuoto che hai lasciato è incolmabile, ma per noi ora sei una stellina ed un angelo che brillerà in tutti noi, come hai sempre fatto. Le amiche di scuola hanno poi donato un libro di fotografie alla famiglia. A poca distanza dai genitori, al fratello e alla sorella, anche il padre di Michele Tatani, il 19enne fidanzato che lotta ancora per la vita all'ospedale di Treviso. In un momento così doloroso, in un terreno di gioco in pieno centrocampo, arriva un segnale, ha detto il sindaco Paola Roma. Come in una partita importante ci identifichiamo tutti in una stessa squadra che abbraccia Eralda, la sua famiglia e tutte le famiglie coinvolte, perché questo significa essere comunità. La madre, mentre il feretro usciva verso il cimitero di Negrisia, ha avuto un mancamento, poi si è ripresa. All'uscita del palazzetto, fra i presenti, sono stati consegnati dei palloncini bianchi. Buon viaggio, Eralda. Lunedì pomeriggio al Duomo di Oderzo verrà celebrato il funerale dell'amica Barbara Brotto. E tra le numerose iniziative contro e per la prevenzione degli incidenti stradali che sono state messe in campo dalla provincia di Treviso, anche un incontro che si è svolto in prefettura a Treviso, un incontro formativo sul tema della comunicazione degli incidenti stradali. Vediamo. Ho bevuto, però posso bere. Però questa è una telefonata o peggio ancora un messaggio importante a cui devo rispondere, però i limiti di velocità sono troppo bassi, però le cinture di sicurezza non servono. Sono soprattutto i però sbagliati a causare gli incidenti stradali. A dirlo il primo dirigente della Polizia di Stato, Girolamo Lacquaniti, ricordando le parole del giornalista Luca Valdisserri, padre di Francesco, travolto ucciso da un'auto a soli 19 anni. L'automobile che ha investito il ragazzo era condotta da una giovanissima in stato di ebbrezza e lui ha scritto giustamente che quello che causa gli incidenti è proprio il nostro modo di pensare, soprattutto i però sbagliati. Ed è proprio il valore della parola, in tema di incidenti stradali, il cuore dell'incontro formativo dedicato ai giornalisti in prefettura a Treviso. Oggi si è parlato della comunicazione, dell'uso delle parole per descrivere gli incidenti stradali. Noi li chiamiamo incidenti, l'associazione che ci ha proposto questo corso ci chiede di incominciare a chiamarli scontri, di capire che non sono cose che accadono, che possono accadere. C'è una vittima ma c'è anche un colpevole. Ad ognuno il suo, anche le parole quindi fanno la loro parte, ma soprattutto possono trasformare la loro percezione in un vero e proprio punto di ripartenza. Può ripartire ad esempio dal linguaggio, cioè cercando di descrivere quello che accade sulla strada in maniera corretta e descrivendoli come se fossero dei reali omicidi, perché come omicidi spesso sono, quindi lavorando sul fatto che non sono degli incidenti, quindi non bisogna usare più la parola incidente, ma sono degli scontri che il 95% sono provocati da comportamenti umani
che alla fine uccidono. Parole, oggi voce delle tante testimonianze, come quella di Antonia, che ha perso suo cognato ucciso sulle strade della Marca. Erano le 6:50 del mattino, Ferrante era alla guida di un camion edile, era già al lavoro da un'oretta e niente, è stata invasa la corsia da un uomo che guidava un furgone frigo sotto effetto appunto di cocaina e a bordo con Ferrante c'era anche un collega che si è fatto male e Ferrante è quello che ha avuto la peggio, purtroppo. Ed ora il nostro primo approfondimento. Ringrazio per essere qui con noi Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Non parliamo di incidenti, ma parliamo di un altro fatto di cronaca che sta destando non poca preoccupazione in provincia di Treviso, che è quello che è stato portato alla luce proprio nelle scorse ore da un'indagine della Guardia di Finanza su una maxi truffa legata in questo caso specifico al bonus facciate. Peraltro, insomma, tra le 20 persone indagate si sta apprendendo in queste ore ci sono anche delle persone in qualche maniera legate a precedenti indagini con le cosche, quindi c'è questa ombra, diciamo, che si allarga ulteriormente sulla provincia di Treviso. Peraltro proprio nei giorni scorsi la CGIL assieme alla CISL e alla UIL hanno siglato un protocollo che fa un po' da apripista anche a livello nazionale sostanzialmente con il Comune di Treviso, proprio per vigilare, no, su quelli che sono i soldi, la pioggia di milioni che arriverà grazie ai fondi del PNR. Purtroppo lo vediamo, no, sempre più spesso laddove girano tanti soldi arrivano anche gli appetiti più o meno illeciti, no? Beh sì, il tema è proprio questo, è quello di provare con il protocollo ad anticipare i malintenzionati, nel senso che dopo tutto da vedere se ci riusciamo, noi pensiamo di sì se l'applicazione del protocollo verrà fatta in maniera scrupolosa e quello che riteniamo possa succedere. Quando ci sono delle disponibilità, quando ci sono delle opzioni anche economiche importanti, è ovvio che la fame di tutti si scatena e anche quella di chi non è intenzionato a rispettare le regole. E questo è successo con i vari bonus. Il bonus facciate è quello che ha presentato, differentemente da quanto si raccontava con il 110, è quello che ha rappresentato effettivamente la difficoltà maggiore nel far rispettare le norme e le regole, perché mancava di asseverazione, nel senso che con il 110 c'erano una serie di asseverazioni che dovevano essere fatte e pertanto era più difficile evadere o eludere quanto previsto dalla legge. Con il bonus facciate invece la questione era molto più semplice, bastava rientrare dentro il contesto segnalato dalla legge, per cui le varie zone, se centrali o limitrofe ai centri, bastava avere, come dire, la facciata che si rivolgesse verso lo spazio pubblico e con un'autocertificazione si riusciva ad accedere a questo tipo di bonus, di possibilità, insomma, di avere il contributo da parte dello Stato. Il tema vero è che si continua a mettere sotto inchiesta lo strumento, non si mette sotto inchiesta invece il fatto che assieme allo strumento vanno esercitati i controlli. E quando non ci sono i controlli, soprattutto i più scaltri, soprattutto i più attrezzati, che non è il cittadino singolo, ma è come dire, la criminalità organizzata o chi, non essendo, come dire, un criminale organizzato, però si organizza per far questo, abbiamo visto, insomma, ci sono delle realtà dove più situazioni hanno avuto, come dire, il contributo dei cosiddetti colletti bianchi, che sono dopo le vere menti
della truffa, e questo, come dire, porta il disagio e anche il fatto di eliminare questo tipo di possibilità per l'intera comunità. È un buttare via il bambino con l'acqua sporca che riteniamo sia del tutto fuori luogo. E quindi non la stupisce più di tanto, insomma, quanto man mano sta emergendo da quest'ultima indagine. Era un po' prevedibile, diciamo, secondo lei? Mi indigna, ma continua a non stupirmi, nel senso che è brutto dirlo, però noi lo avevamo detto. Noi pensiamo che soprattutto il settore dell'edilizia debba essere attenzionato in maniera particolare. È da tempo che chiediamo, ad esempio, la patente a punti per le imprese che operano nel settore. Abbiamo visto nella cronaca di questi giorni che sono state costituite imprese dal nulla con persone probabilmente neanche del settore, o comunque che si prestavano a questo tipo di operazione. E ovviamente dopo i lavori non sono stati eseguiti perché non servivano eseguire i lavori, serviva avere un prestanome, avere una partita IVA e soprattutto serviva un tecnico preparato per fare tutta quanta la documentazione falsa per arrivare al bottino in questo caso, e mettendo anche in difficoltà i cittadini in maniera più disparata. Qualcuno si è trovato con il cassetto fiscale svuotato ed erano del tutto ignari, peraltro, di questo. Per cui i controlli prima di tutto, quello che noi riteniamo sia, come dire, lo strumento principale. Ecco, lei dice mi indigna, ed effettivamente quello che fa indignare moltissimi cittadini è proprio poi il fatto che questo denaro provenga dalla fiscalità generale, quindi siano soldi nostri, di tutti noi cittadini onesti che paghiamo, esatto, che paghiamo le tasse, e a fronte di situazioni purtroppo sempre di maggiore difficoltà, soprattutto delle fasce, diciamo, più deboli della popolazione, dei meno abbienti, dei più anziani. È proprio di questi giorni l'indagine dell'ULS 2 relativamente alla situazione degli anziani, dei pensionati in provincia di Treviso. 1 su 3 non ce la fa ad arrivare a fine mese, 1 su 5 addirittura rinuncia a curarsi proprio per problemi economici. E questo è l'altro aspetto. È brutto ritornarlo a dire, ma è da tempo che denunciamo questo tipo di situazione, è da tempo che denunciamo il fatto che la sanità, soprattutto quella pubblica, è stata saccheggiata molto spesso a beneficio della sanità privata, dove si paga, e se io domani voglio andare a fare una visita, qualsiasi tipo di visita, posso farla probabilmente anche in giornata se pago, anche se non ho un'urgenza. Se invece, come dire, ho un'urgenza però non ho la possibilità di pagarmi la visita, allora il problema esiste, il problema persiste, e ci sono delle liste di attesa inqualificabili sotto questo aspetto. Allora, per questo noi diciamo che dovremmo provare a rimettere al centro il tema del welfare pubblico, il tema della salute pubblica, e con un occhio di attenzione soprattutto a chi in qualche maniera ha meno possibilità di accedere a questo tipo di prestazioni, e che le indagini o che le ricerche ci facciano scoprire cose che avevamo già contezza, perché basta andare a fare una telefonata ai centralini dell'ULS per prenotare una visita e si sa, sta roba la si conosce in maniera particolare. Vorrei capire quali sono le soluzioni invece che vengono messe in campo. Ora, e apro una parentesi, sembra, perché non abbiamo ancora la contezza precisa, ma dalle notizie che circolano, nella gestione della riforma del fisco di questo governo si pensa di togliere l'IRAP, che è quella tassa che pagano le aziende e che viene utilizzata per finanziare la sanità in regione. Credo che si vada nella direzione opposta a quello che serve, perlomeno per come
abbiamo la situazione sott'occhio e per come viene in qualche maniera finanziata la sanità. Se dopo vanno a prendere i soldi da qualche altra parte, ci spieghino dove vanno a prenderli. Ecco, un altro tema che sta tenendo banco in queste ore, in queste ultime settimane, diciamo, è quello soprattutto per quanto riguarda il settore terziario della difficoltà di trovare lavoratori in bar, in ristoranti, in attività commerciali. Quindi c'è, diciamo, questa, come dire, mancanza di incontro, no, tra domanda e offerta. Come mai, secondo lei? Che cosa sta succedendo? Perché da un lato c'è fame di lavoro, dall'altra mancano i lavoratori. Perché molto spesso questi lavori sono lavori pesanti di un certo tipo, pesanti sotto anche l'aspetto non soltanto fisico, nel senso che sono faticosi perché devo spostare pesi o perché sono lavori duri, ma sono lavori che impegnano molto spesso per molte ore, sono lavori che impegnano i lavoratori il sabato e la domenica, nei giorni festivi, eccetera, e non tutti sono disponibili a farlo. Anche qua c'è una vecchia legge che è quella del mercato. Se siamo in, come dire, in una economia di mercato dove rispetto alla domanda l'offerta si dovrebbe adeguare, nel senso che se io non riesco a trovare dei dipendenti devo in qualche maniera provare a superare quelle difficoltà che non mi permettono di trovare i dipendenti. E quali sono le difficoltà? Innanzitutto le retribuzioni e l'altro aspetto da parificare a quello delle retribuzioni, la precarietà. Noi vogliamo capire se, come dire, provando a cambiare questa sorta di situazione, se l'offerta fosse un'offerta stabile, un'offerta anche economicamente dignitosa, a questo punto molto probabilmente alcuni lavoratori si possono trovare. Dopodiché è vero, c'è una carenza generale e generica di lavoratori dipendenti, legata, ripeto, alle questioni che dicevo prima, ma legata anche al fatto che molto probabilmente servono lavoratori, servono persone giovani, servono persone che siano disponibili a entrare nel mercato del lavoro, e queste molto probabilmente le troviamo da altre parti, perché se la nostra società invecchia sempre di più è ovvio che dovremo andare a trovare da qualche altra parte. Allora anche qua un ragionamento fatto da tempo sui flussi migratori, sul fatto che deve essere superata la Bossi-Fini, che è dei primi anni 2000 e che era stato un disastro fin dall'inizio. Proprio oggi Fini ha detto ormai la mia legge è superata, è da riformare. Esatto, finalmente dopo 20 anni si è accorto, e ricordo che i padri putativi o meglio i figli putativi politici di Bossi e di Fini sono da una parte Salvini e dall'altra Giorgia Meloni, per cui voglio dire sono ancora questi al governo che pensano, come dire, di interrompere invece il flusso migratorio e pensano di mandare al lavoro chi invece non è disponibile al lavoro, ma per questioni anche personali, per situazioni oggettive. Sentivo ieri proprio si riferisce a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Una vostra trasmissione ieri dove avete toccato il tema del reddito di cittadinanza e si continua a dire che ci sono i giovani sdraiati sul divano. Allora bisognerebbe approfondire e bisognerebbe capire che chi percepisce il reddito di cittadinanza vuol dire che come dire, in famiglia il reddito è sotto dei 8.000 euro lordi annui, familiari, non per persona. Il che vuol dire che non c'è nessuno o quasi nessuno che lavora in quella famiglia. E molto spesso chi percepisce, soprattutto qua da noi, il reddito di cittadinanza, lo fa perché
non ha la disponibilità di andare a lavorare fisica. Io vorrei sfidare chi sostiene che si possono avviare al lavoro. Andiamo assieme, prendiamo la lista dei percettori di reddito di cittadinanza e andiamo a trovare gli imprenditori che hanno necessità di collocare del personale e vediamo quanti ne riusciamo a collocarli, perché sono figure, sono persone che sono con altri problemi, con altre patologie o con altre situazioni anche familiari, che non possono in questa fase andare al lavoro quantomeno. E allora rispetto a questo è bene che proviamo a non fare, come dire, propaganda, e proviamo a entrare nel merito delle questioni, perché se vogliamo risolverle bisogna, uno, conoscerle e due, provare a mettere delle soluzioni. Ecco, anche qui si apre il capitolo che dicevamo prima dei controlli, no? Perché poi alla fine giustamente la gente si indigna quando emergono poi le indagini ed esce il percettore del reddito di cittadinanza che girava con la BMW, che abitava nella villetta, eccetera, eccetera. Quindi sono casi che ovviamente da condannare al 100%. Assolutamente sì. Sono casi che vanno condannati, vanno perseguiti, anche perché questi sono dei percettori illeciti che portano via risorse a chi ne ha effettivamente bisogno. No? Però anche qua vorrei dire, non è perché trovo una macchina messa in doppia fila, metto fuori legge le macchine per strada, no? Vado a colpire quel cittadino che ha messo la macchina parcheggiata in divieto di sosta in doppia fila. Cioè, anche qua bisogna adoperare la misura normale e reale e che serva, perché se io tolgo il reddito di cittadinanza perché c'è un percettore o 10 percettori, dopo alla fine, se andiamo a fare i conti, non sono proprio così tanti, però fanno notizia, che sono dei truffatori. Questo è un altro discorso. Andiamo a colpire i truffatori, andiamo a fare le verifiche al posto di gridare alla luna. Un flash prima di salutarla: il 17 di marzo ci sarà il congresso nazionale della CGIL e la Premier Giorgia Meloni, invitata, ha annunciato che ci sarà. Dopo 30 anni, l'ultimo era stato Romano Prodi nel 96, prima di lui Craxi e Spadolini. Nel 2010 intervenne Gianni Letta a nome al posto di Berlusconi. Il caso Meloni, insomma, è la prima leader della destra che partecipa a un congresso della CGIL. Un flash proprio. Ma noi siamo un sindacato che è autonomo dalla politica e ha il confronto con chi governa e con chi fa le scelte, e lo vuole avere ovviamente in maniera naturale e normale. Il 17 di marzo ci sarà appunto Giorgia Meloni che parteciperà al congresso e ascolteremo in maniera interessata a quello che ci vorrà dire, sapendo che noi abbiamo già delle proposte aperte sul tavolo e vorremmo invece delle risposte molto concrete sulle piattaforme che abbiamo già presentato. Grazie, io ringrazio Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie, buona giornata e buona domenica. Noi ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, subito dopo parliamo di sanità con il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana Francesco Benazzi, e parliamo di aggressioni al personale sanitario, perché oggi proprio è la giornata nazionale contro le aggressioni ai sanitari. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto il nostro prossimo ospite, benvenuto e grazie per essere con noi al direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, dottor Francesco Benazzi. Buona giornata e buona domenica. Buona giornata, buona domenica anche a voi, buona domenica. Allora, dicevamo, oggi è la giornata nazionale, la seconda giornata nazionale contro la violenza sul personale sanitario. Una giornata che è stata istituita appunto l'anno scorso dopo il difficilissimo periodo della pandemia, proprio per prestare l'attenzione, per segnalare l'attenzione su un fenomeno preoccupante che sta assumendo peraltro dei contorni sempre più
sempre più allarmanti. Gli ultimi dati parlano, pensate, addirittura di 3.000 episodi che si sono verificati nella nostra regione, nel Veneto, nel 2022. Dottor Benazzi, che cosa sta succedendo e com'è la situazione in provincia di Treviso, da quanto voi siete in grado, insomma, di verificare? Certo, grazie. Beh, è una situazione effettivamente che ci sta anche un po' preoccupando. Noi comprendiamo anche il fatto che 2 anni e mezzo di Covid abbiano sostanzialmente esasperato un po', ecco, anche le persone, per il fatto che non hanno potuto fare le visite, ecco, accedere se no in caso di urgenza in pronto soccorso oppure dal medico di famiglia. Quindi si è un po' alzata la tensione da parte delle persone anche nei confronti dei sanitari, e questo ha creato ovviamente, soprattutto nell'anno 2022 in particolare, noi abbiamo 480 casi di aggressione, di cui una ventina fisiche, quindi lo schiaffo, la spinta, diciamo l'aggressività legata proprio anche al movimento delle mani o l'utilizzo delle mani, e 400 aggressionali, dove le persone si sfogano dicendo lei non capisce niente, si vergogni, io la denuncio, io non la voglio vedere, lei non mi tratta bene, queste cose qua. E noi comprendiamo anche il fatto che effettivamente, come sono stanchi i nostri operatori, anche gli utenti lo siano, però ecco, sappiamo benissimo che queste situazioni vanno stigmatizzate e vanno portate all'attenzione, perché non sono giuste, non sono corrette, perché tra le persone e il rispetto tra le persone previste. Noi devo dire, a differenza anche di tanti altri US d'Italia, noi con il nostro responsabile della sicurezza, della protezione e sicurezza, abbiamo attivato un sistema di rilevazione che credo sia tra i più avanzati che abbiamo in Italia, per cui noi veramente riusciamo a rilevare tutti i casi, anche nel caso dove l'utente alza la voce e dice una parolaccia, perché anche questa diventa sostanzialmente una violenza verbale. E quindi sì, abbiamo dei numeri anche così elevati, anche perché abbiamo un sistema di rilevazione a maglie strette che ci dà la possibilità di rilevare tutti i casi. Ecco, direttore, si è molto parlato in quest'ultimo periodo anche di reintrodurre il famoso posto fisso di polizia all'interno degli ospedali, almeno di quelli più grandi, cosa che una volta c'erano in passato, poi sono stati man mano smantellati. Si arriverà a questo? Ci state già lavorando? Che cosa sta succedendo in questo senso? Sì, grazie. Noi stiamo lavorando sostanzialmente su 3 piani. Il primo, grazie al prefetto e il questore di Treviso, stiamo lavorando su un ampliamento dell'orario. Difatti martedì in prefettura una riunione organizzata da Sua Eccellenza il Prefetto per la possibilità di aumentare le ore del poliziotto all'interno del pronto soccorso. Già c'è per un orario, diciamo, dalle 8 fino alle 14 a Treviso e a Conegliano, c'è il posto di polizia. Non lo abbiamo a Montebelluna, non c'è a Vittorio Veneto, non c'è a Castelfranco e non c'è ad Oderzo. Però devo dire che l'altro piano su cui noi già da tempo ci siamo mossi, visto quel tipo di attenzione, il problema della violenza verbale, soprattutto verbale, sia dopo il Covid, perché persone maleducate purtroppo da una parte e dall'altra ci sono. Da parte dei nostri operatori magari che sono stanchi e quindi rispondono anche non in un modo, però sono pochi e non in un modo richiamati poi da noi, dai direttori delle unità operative complesse, rispondono a malo modo, e dall'altra invece la persona che è aggressiva verbalmente e che anche qua deve essere un attimo educata. Dicevo, quindi abbiamo il secondo piano, è quello dell'utilizzo di vigilantes, che ovviamente che noi mettiamo all'interno di presidi ospedalieri, che servono da deterrente nel caso in cui dovessero succedere queste situazioni, per cui viene chiamata la polizia o vengono chiamati i carabinieri, e intanto il vigilante, che ovviamente non può fare nessuna azione, non può toccare la persona, però diventa un deterrente, ecco, per... E quindi sono già in azione, diciamo, questi vigilantes, dottor Benazzi? Cioè sono già in azione questi vigilantes negli ospedali trevigiani? Sì.
Assolutamente sì, da quest'anno abbiamo aumentato anche gli orari di presenza di questi. E poi devo ringraziare i carabinieri in pensione. Dal 2020 abbiamo una convenzione con i carabinieri in pensione e quindi girano per gli ospedali, in particolare ovviamente con Belluna. E sarebbe opportuno riuscire a estenderlo anche a tutti gli altri ospedali, però ecco, questo diventa un po' più difficile. L'altra cosa, il terzo piano su cui stiamo lavorando e riteniamo sia il più importante sono i corsi per il personale, per la gestione delle conflittualità, perché è sostanziale, quando c'è una persona che aggredisce, avere la capacità di detendere questa aggressione, avere la capacità di tenere alla giusta distanza la persona che sta aggredendo, perché in questo modo non ci potrebbero essere episodi ovviamente di violenza anche fisica. Quindi stiamo facendo dei corsi su tutto il nostro personale, chiamiamolo così, front-end, che è in prima linea, in particolare i pronti soccorso, in particolare ovviamente le medicine oppure altre unità operative dove la permanenza della persona è di un tempo maggiore e dove magari possono crearsi qualche situazione di difficoltà. Però la maggior parte degli episodi, lo sappiamo, avvengono in pronto soccorso e quindi su questo stiamo lavorando con il personale proprio per aiutarli a gestire questa conflittualità. E abbiamo messo anche, grazie alla psicologia ospedaliera, a disposizione degli psicologi, perché chiaramente le persone cosiddette maltrattanti nei confronti degli operatori sanitari, se poi, come si dice, capiscono di aver sbagliato, possono anche, noi gli proponiamo anche la possibilità di poter avere un colloquio col nostro psicologo in modo tale da cambiare un po' l'atteggiamento nei confronti di un operatore sanitario. Certo, io la ringrazio davvero, dottor Benazzi, per essere stato con noi e averci aiutato insomma, a fare il quadro di quanto sta succedendo in questa giornata contro la violenza sul personale sanitario. È la seconda, speriamo che sia l'ultima, nel senso che speriamo che questi episodi si diradino sempre più, anche con il venir meno della pressione che c'è stata sul sistema ospedaliero causata dalla pandemia. Grazie al dottor Benazzi, grazie a voi e buona domenica. Grazie mille. Grazie. Noi ora continuiamo con la cronaca che ci porta a Mestre, dove continuano le operazioni da parte della polizia per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, soprattutto in quelle che sono le zone più calde della città, via Piave e tutta l'area limitrofa alla stazione ferroviaria. Sentiamo. Incensurato, sconosciuto alle forze dell'ordine, il 35enne mestrino era davvero il classico insospettabile, faccia pulita, ben vestito. Invece, l'altra sera, non soltanto è stato scoperto dai poliziotti della squadra mobile a spacciare droga in via Piave a Mestre, proprio nella zona notoriamente di appartenenza dei nigeriani. Di più, nel suo appartamento nascondeva una incredibile quantità di stupefacente degna di un narcotrafficante, ovvero ben 3,5 kg di eroina purissima, ora sotto sequestro, e che, opportunamente tagliata, sul mercato avrebbe fruttato più di 100.000 euro. Lo spacciatore mestrino arrestato questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza per l'udienza di convalida del fermo. Soltanto pochi giorni fa un altro mestrino, trentenne, è stato arrestato perché in possesso di 5,5 kg di hashish e marijuana comprate in bitcoin, la criptovaluta digitale, dopo aver preso accordi su una chat Telegram. Nel Vicentino ora è stato condannato all'ergastolo il giovane che nell'estate di 2 anni fa uccise il padre a San Zeno di Arzignano. È stato condannato all'ergastolo Raul Singh, il 20enne, accusato di aver ucciso il padre 49enne nell'agosto del 2020 ad Arzignano, accoltellandolo nella loro abitazione a San Zeno. Per gli avvocati difensori, il giovane avrebbe ucciso per legittima difesa al culmine dell'ennesimo alterco a difesa dei familiari, famiglia di origini indiane, con alle spalle rapporti difficili. La Corte d'Assise di Vicenza, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta dell'accusa.
Nel Padovano ora, dove proseguono le indagini sulla morte di Mariangela Sarto e il marito Giorgio Miatello, a fine dicembre la scena del delitto sarà ricostruita dal RIS di Parma. Quale dei due coniugi è stato aggredito per primo? Mariangela Sarto, trovata morta nella camera da letto, o Giorgio Miatello, soccorso nel soggiorno, ferito gravemente ma ancora vivo? Come si è mosso l'assassino nella villetta di via Galilei? I vari materiali repertati anche nella casa della figlia di Letta Miatello, in carcere, accusata del delitto. Quali certezze possono dare agli inquirenti nella ricostruzione del massacro scoperto a San Martino di Lupari lo scorso 27 dicembre? A queste domande sono chiamati a rispondere gli esperti dei carabinieri del RIS di Parma, incaricati dal PM Marco Brusegan di ricostruire la scena del delitto e come sia avvenuto con la massima precisione possibile. Tutto il materiale sequestrato è stato messo a loro disposizione, come gli esiti dell'autopsia eseguita anche sul corpo di Giorgio Miatello, morto a distanza di 3 mesi, per capire se le ferite riportate in quegli attimi terribili possono essergli state fatali. In carcere, accusata dell'omicidio della madre e per ora solo dell'aggressione al padre e la figlia della coppia di Letta Miatello, l'ex vigilessa è stata sottoposta in questi giorni a diversi test per stabilire la sua capacità di intendere e di volere. Altri 6 mesi di indagine per la morte di Giuliano De Seta, lo studente diciottenne di Ceggia, morto durante uno stage lo scorso settembre a Noventa di Piave. La proroga che il giudice per le indagini preliminari ha concesso per far luce sulle cause della morte e capire in particolare chi abbia azionato e perché il carro ponte, con il conseguente spostamento della lastra metallica di oltre 1 tonnellata, che poi è finita sul diciottenne impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro. L'attività lavorativa di Giuliano De Seta, cioè l'avvitamento dei bulloni, non richiedeva infatti l'uso dello strumento. Nell'inchiesta, che vede 4 indagati, l'ipotesi di reato principale rimane quella di omicidio colposo. Ed ora la pagina politica trevigiana in vista del voto delle comunali del 14 e del 15 maggio, dopo l'attacco dell'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea al sindaco Conte sul tema della sicurezza, si infiamma il dibattito. Sentiamo. La speculazione politica la lascia ad altri. Forse il sindaco per altri intendeva dire Fabio Crea, che ieri ai nostri microfoni l'aveva attaccato sul tema sicurezza in città. Stilettate che non sono per niente piaciute a Mario Conte, che oggi, prima dell'incontro con il ministro Nordio a Santa Caterina, ha rimandato al mittente al suon di sciabolate. Mi stupisce che un esponente di Fratelli d'Italia che ha deciso di acquistare casa proprio in quel quadrante lì non si senta sicuro. Forse era una valutazione che doveva fare prima di acquistare casa, oppure tendenzialmente se uno non si sente sicuro in una città la casa proprio non l'acquista. Lui la casa l'ha comprata lì, evidentemente tutto questo pericolo di sicurezza non c'è. Ovvio che adesso la campagna elettorale fa alzare i toni. E che l'area di elezioni stia diventando una bufera tra il sindaco e Fratelli d'Italia lo dimostra il confronto immediato con il coordinatore Giuseppe Montuori tra le volte del chiostro, mentre dentro il ministro stava ancora parlando. Un incontro durato diversi minuti, con un sindaco apparso un vero fiume in piena verso un coordinatore chiamato a fare un po' da diga, pare però al momento con scarsi risultati. I rapporti vanno costruiti con delle basi che devono essere solide, soprattutto di trasparenza, di lealtà, e quindi io pretendo questo dai miei alleati. Se c'è qualcosa da confrontarsi su dei temi lo si fa nei luoghi preposti. Se invece si cerca di raccimolare qualche voto speculando su una forza politica piuttosto che su un'altra, credo che sia un modo di lavorare che non piace agli elettori, in particolare non tanto a Mario Conte. Siccome io sono espressione dei cittadini, manifesto quello che è un disagio nei confronti di una politica che non mi piace. Difficile anche per il coordinatore Montuori fare da pompiere sul caso Crea, dando prima un colpo al cerchio. Non ci sono assolutamente motivi di divisione tra noi e Mario Conte, il sindaco di questa città, che domani amministreremo insieme. Ma poi, subito dopo, un colpo anche alla botte. Quello che è stato detto è
da parte nostra un'attenzione al tema sicurezza. È evidente che le responsabilità di una città non possono ricadere solo su un sindaco che non ne è lo sceriffo, e quindi è un insieme di azioni che noi riteniamo vadano messe in campo. Insomma, un confronto destinato a ripetersi da qui al 14 maggio, all'insegna dell'ultimo voto, con i maligni che insinuano di fatto nasca dall'inesistenza di una vera e propria opposizione al sindaco Conte, che dal canto suo manda un chiaro messaggio agli alleati. Patti chiari, amicizia lunga, chi vuole far parte di questo progetto è ben accetto, chi invece non si riconosce in questo progetto è giusto che faccia le sue scelte. Alleati che sibillamente rispondono: anche per noi. Ed ora andiamo a Valdobbiadene, ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che si trova a Villa dei Cedri per parlare di presente e futuro del Prosecco. Valdobbiadene, dove è in corso la fiera di San Gregorio. Lucio, buongiorno, ci sei? Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono in diretta alla Fiera di San Gregorio, che notoriamente è la fiera che fa partire l'annata del Prosecco. Siamo qui con il presidente del Veneto Luca Zaia. Presidente, il Prosecco parte bene anche quest'anno. Il Prosecco è gioia, ha detto prima. Sì, abbiamo 1 miliardo di bottiglie nel mondo, che sono i nostri biglietti da visita, i nostri ambasciatori, e 1 bottiglia su 3 di bollicine nel mondo è di Prosecco, cioè viene da questi territori, e merito dei nostri produttori che sono stati eccezionali. Lei oggi ha anche aperto un ufficio turistico qui a Valdobbiadene, cosa stranissima perché di solito se ne apre uno in provincia, invece voi ne avete aperto uno proprio qui, perché? Perché l'informazione e l'accoglienza turistica qui a Valdobbiadene è fondamentale, visto considerato che la destinazione del Prosecco, la destinazione turistica Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è la destinazione turistica che anche quest'anno è cresciuta di più di tutte le destinazioni del Veneto. Questo dà una dimensione di cosa ci sarà da qui ai prossimi 10 anni. Abbiamo una previsione che dai 230.000 presenze turistiche di oggi si arriverà a 1 milione di presenze. Senta, per ultimo lei ha detto oggi sarò costretto a fare un'ordinanza sull'acqua, cosa drammatica. Sì, questa è una preoccupazione. Intanto un invito a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando grazie ad Antenna 3 al fatto di razionare l'acqua, di non sprecare l'acqua e quindi farne un uso strettamente necessario. Dall'altro però, se continua con questo clima, la siccità mi impone di fare un'ordinanza e di provvedere a un razionamento che sia molto più definito, molto più anche regolamentato, visto e considerato che non possiamo pensare che ci siano già delle famiglie che hanno difficoltà a avere l'acqua potabile. Grazie Presidente, so che dovete andare a inaugurare anche con il Sindaco una cosa molto importante. Noi da questo momento in poi, Marta, teniamo la linea perché vi vogliamo raccontare questo evento, cioè la mostra del Prosecco. Adesso sto cercando di vedere se riesco a trovare il vice sindaco Geronazzo, che doveva essere qui con noi. Vediamo se riusciamo a recuperarlo da qualche parte. Nel frattempo ti dico che, intanto giusto per raccontare la storia di questo luogo, chiedo alla regia, Francesco Cerone e Antonio Esposito, intanto di far vedere delle immagini che noi abbiamo recuperato dalle nostre teche, perché se questa è Villa dei Cedri oggi, nel 1985 era la sede della mostra internazionale dello spumante, e in quel caso lì lo spumante non era il Prosecco, anzi il Prosecco era quasi una Cenerentola. Vice Sindaco, non è più così, tanto è vero che lei oggi nella presentazione ha detto che addirittura la novità del nostro Prosecco si chiama vin col fondo. Non è una novità perché è un vino storico, difatti viene anche chiamato vino della tradizione, è un vino che esiste da tantissimi anni a Valdobbiadene e adesso sta venendo riscoperto dai turisti che vengono a Valdobbiadene e che cercano le cose tradizionali e tipiche dell'agricoltura rurale che caratterizza le colline patrimonio UNESCO di Valdobbiadene. Ecco, senta, lei è giovane, ma qui come sta cambiando l'economia? Perché noi siamo venuti qui per tastare il polso di quello che è l'evento economico anche nel nostro territorio. In pochi anni abbiamo cambiato completamente l'economia, abbiamo addirittura qui una fiera dove addirittura la tecnologia viene messa a disposizione della viticoltura eroica, sono milioni di euro che vengono investiti in questo settore di fatto. Verissimo, corretto, a Valdobbiadene tecnologia fa rima anche con agricoltura, perché gli investimenti che abbiamo sul settore vitivinicolo e sul settore tecnologico collegato alla viticoltura sono importantissimi e sono ogni anno oggetto di tecnologie e di investimenti. Questo per quello che riguarda sia per i macchinari che vengono utilizzati per la coltivazione e la lavorazione dei fondi, ma ancora di più per i macchinari che vengono utilizzati in agricoltura nella gestione delle cantine, quindi nella gestione e nella produzione del vino. Senta, ma quanti milioni di euro girano qua? Dica la verità.
Somme importanti che portano anche benessere per l'intero comune, ma non solo per chi lavora nel settore, ma anche per la gente che lavora di indotto derivato da questo settore. Allora, prima domanda spinosa. Lei è assessore all'agricoltura, vice sindaco di Valdobbiadene, come la mettiamo con i trattamenti? So che voi avete sempre delle persone che poi vengono a trovarvi e dicono ecco il mio vicino ha fatto il trattamento, mi sta avvelenando. Valdobbiadene coordino assieme alla collega di Fara di Soligo il tavolo dei 15 comuni dell'agricoltura della Conegliano Valdobbiadene di OCG. Valdobbiadene rispetto agli altri comuni, per fortuna, avendo un'area molto frazionata, pensate che in un comune di 10.000 anime abbiamo oltre 700 aziende agricole, più o meno ogni famiglia ha un'azienda agricola, non abbiamo molti problemi, però siamo sempre attenti all'ambiente e ai cittadini in primis e non solo al prodotto agricolo, cercando un equilibrio che rispetti entrambi. Sì, però voi adesso avete anche il problema della flavescenza dorata, per cui siete costretti a dover pensare a trattamenti, perché altrimenti qui tutti i vitigni muoiono e rimaniamo senza prosecco. Si sta cercando la lotta integrata che è stata fatta negli ultimi anni, soprattutto quella mirata, coordinando i trattamenti, cercando di farli nello stesso periodo per la lotta alla flavescenza dorata, sta avendo i suoi frutti e per la prima volta l'anno scorso si è visto, nell'annata 2022, si è visto un calo della presenza della flavescenza dorata. Mi auguro e spero che si continui in questo senso. Quindi il prossimo anno pensate a un trattamento in più come forse permetterà alla Regione, oppure cercherete di fare una cosa più coordinata tra viticoltori in maniera tale che quando si tratta tutti insieme, quindi si evita che poi riparta l'epidemia? Corretto, come ha detto anche questa volta, si cerca di trattare una volta in meno ma coordinati tutti insieme e per fare questo cerchiamo di fare un trattamento coordinato e farne uno in meno ma tutti insieme contemporaneamente, di modo da renderlo molto più efficace. Allora intanto chiedo al nostro Renato Capoia, che con molta pazienza ci sta seguendo, di far vedere anche quanta gente c'è qui, perché Valdobbiadene è una cosa meravigliosa quando c'è questo primo appuntamento. Qui ci sono tantissimi giovani ed è una cosa molto importante. Perché è molto importante? Perché tantissimi giovani, grazie al Prosecco, sono tornati alla terra. Voi quanta gente, quanti nuovi viticoltori, anzi quanti giovani viticoltori che prendono magari le redini dell'azienda del papà o del nonno vi ritrovate? Tantissimi, è verissimo. Anche lei, dica la verità. Ho una piccola azienda agricola in famiglia e confermo che... Anni? Io ne ho 45, l'azienda agricola l'abbiamo da famiglia e quindi ce l'ho sempre avuta. Ma lei pensava di mettere le mani sul Prosecco? Non l'avrei mai creduto, se me l'avessero chiesto 20 anni fa non ci avrei mai creduto. Lei cosa ha studiato? Io sono avvocato. Ecco, quindi l'avvocato del Prosecco, l'avete già capito? No, no, ma giusto Valdobbiadene di OCG. Ecco, Valdobbiadene di OCG. Va bene, comunque bisogna dire questo è un altro dei dati per i nostri telespettatori, il fatto che un'economia può far cambiare il futuro di una comunità come questa, gente che magari pensava anche di emigrare, pensava di andare a Milano e di qua e di là, invece adesso è qua, guardateli, poi c'è molta festa, c'è molta gente. Prima di fermarci qua più avanti, volevo chiedere al nostro Francesco Cerone, al nostro Tony Esposito, che sono in regia, di poter... Vai avanti Renato, così guardate quanta gente e quanto divertimento c'è, però qui c'è anche tanta economia. Dicevo al nostro Tony Esposito, al nostro Francesco Cerone, di far vedere invece le immagini della Roggia che il governatore e il sindaco di Valdobbiadene, che doveva essere, in questo momento stanno inaugurando. Che cos'è questa Roggia? La Roggia è principalmente il corso d'acqua che attraversa la Villa dei Cedri e che nasce proprio a pochi metri sopra la Villa dei Cedri e che ha visto la rinascita e la scoperta attraverso il contributo di una cantina storica del territorio del comune di Valdobbiadene. Ma perché l'avete riaperta? Perché è importante comunicare il segnale dell'acqua, l'acqua è vita, soprattutto in questo periodo qua in cui l'acqua è una cosa importantissima, è molto delicato, soprattutto per il mondo dell'agricoltura, riuscire a comunicare e far vedere che l'acqua scorre. Senta, però qui c'è anche un discorso turistico, voi state recuperando Villa dei Cedri perché deve essere una delle attrazioni, perché l'altro elemento importante, Marta e i telespettatori che state ascoltando, è che qui non si pensa solo al Prosecco, si pensa anche al turismo, giusto? Corretto, anche questa volta le presenze turistiche a Valdobbiadene stanno crescendo in maniera esponenziale, siamo arrivati nel 2022 ad oltre 40.000 presenze turistiche all'interno del comune per tutta l'annata e il turismo è una questione fondamentale che dobbiamo portare avanti per tutto il territorio. Allora adesso siamo arrivati qui sostanzialmente dove c'è la biblioteca. Perché siamo arrivati qui dove c'è la biblioteca? Intanto perché questo è un altro punto di attrazione. Andiamo avanti perché dovremo avere con noi anche il curatore di una mostra molto, molto importante. Qui perché avete deciso di portare questa mostra?
E diciamo che mostra è intanto? Beh, è la fiera del coltello e degli oggetti collegati alla coltelleria, perché il coltello, la britola sono gli elementi storici che vengono utilizzati per la gestione del vigneto, e quindi nell'agricoltura, quando si utilizzano i coltelli, la britola nello specifico è quell'arnese che serve per tagliare, per potare, zerpir, come diciamo noi, il vitigno che poi ci dà il nostro Valdobbiadene di OCG. Ecco, ma giusto per capire, voi l'avete portata qui, ma è una mostra, diciamo così, nazionale, per non dire internazionale. Intanto chiedo al nostro Tony Esposito, al nostro Francesco Seron di far vedere anche l'RVM che abbiamo preparato, perché ci sono dei pezzi veramente unici, dei pezzi veramente di altissimo livello. Viene chiamata appunto coltelli e gioielli proprio perché ci sono alcuni coltelli fatti da artigiani del posto che valgono anche decine di migliaia di euro, e vi lascio immaginare, per chi ascolta e per chi sta guardando adesso Antenna 3, un coltello che vale 10, 15, 20 mila euro, che coltello possa essere. Adesso io intanto cerco di beccare anche, perché è giusto parlare di storia, mentre stiamo cercando di vedere se riusciamo a trovare anche il curatore della mostra, diciamo un viticoltore storico, giusto? Angelo Bortolini, venga qua, guardatelo qua. Anni? 84 fatti. Quanti sulle rive? Quasi tutti. Quasi tutti? Quasi tutti. Senta, com'è cambiata la viticoltura qua? Da quando voi non vi credeva nessuno, non vi credeva? No, le fatiche che abbiamo fatto ai nostri tempi, senza stradini, senza niente, dopo, piano piano, abbiamo preso gli scavatorini, abbiamo fatto tanto per passare. Lei, perché la gente non lo sa. E passate? Le passate. E dopo? I muretti a secco? I muretti a secco? No, e i bancoi? I bancoi sì, ma noi muretti a secco mai fatti. Ma i bancoi sì? I bancoi sì. Senta, ma quanto rispetto avete per questa collina? Perché quanto la amate? Sempre. Guai a chi... Ma amate più la collina o vostra moglie? La moglie è qua che mi ascolta. Una cosa e anche l'altra. Ecco, questo per par condicio. Allora, intanto noi adesso tra un attimo andiamo avanti perché dobbiamo proseguire. Intanto venga con noi. Senta, ci racconti qualche aneddoto di questo modo di fare il prosecco di una volta? Perché adesso è tutto facile, macchine, cose, trattori. Stai attento, io sono partito coi piedi. Coi piedi cosa vuol dire? Beh, si va sempre partire coi piedi. No, sulla tina. Ah, proprio coi piedi e dopo con... cioè proprio a fare il vino, a pressarlo? Pressarlo coi piedi, dopo una rete con la forca per levare le sarpe. No, la robe da non credere. Senta, ma e poi chi è che beveva sto vino? Venga avanti. La gente come oggi. Perché io ho iniziato, prima era mio papà, dopo del 68. Ma voi riuscivate a stare in piedi economicamente parlando questo vino? No. Così? No, economicamente, qui Dio. In qualche maniera. In qualche maniera si era in tanti in famiglia. Però tanti andavano anche in fabbrica a tirare avanti, giusto? Sì. Quanti andavano qui alla Piva? Ben, 2 sorelle. A fare calze. A far calze? Sì, perché va ricordato che voi dovete sapere che il Valdobbiadene era, diciamo così, la zona vocata per le calze. Qui dopo sono diventate la Sissi, non so se le signore se lo ricordano, Calzedonia e quant'altro. Allora, noi adesso, mi pare siamo già arrivati alle 13 se non sbaglio, quindi noi adesso lanciamo la pubblicità. Ci ritroviamo perché adesso andiamo in piazza dove troveremo addirittura dei gemellaggi molto importanti per Valdobbiadene e soprattutto per questa mostra. Pubblicità, tra 4 minuti siamo qua. 13.05, rigorosamente in diretta da Valdobbiadene, vi stiamo raccontando la Fiera di San Gregorio, che è, diciamo, l'evento di partenza della nuova annata del Prosecco. Ricordiamo che il Prosecco è il primo vino al mondo, una bottiglia su 3 è di Prosecco, quindi è il più venduto sostanzialmente, ed è un'economia che qui vede sostanzialmente il suo cuore. Qui oggi c'è non solo la festa, ma c'è anche la tecnologia delle nuove coltivazioni, un movimento economico incredibile che va sia alla tecnologia sia alla produzione del vino, ma anche allo sviluppo di quella che è la tecnologia. Però noi rimaniamo ancora per un attimo con una storia, perché Angelo Bortolini la storia 80 e passa anni su per le bancole. Senta, ma qual è il consiglio che dai ai giovani viticoltori? Di volerle bene alla terra, di avere la passione, trattarla bene, che oggi abbiamo dei macchinari che fa
miracoli, non come una volta. Faccio vedere i cali. No, non più cali. Sì, guarda, un po' di cali ci sono ancora. Sì. Le buche nelle mani. Grazie Angelo Bortolini. Ma noi siamo qui perché intanto, scusa Renato, no, però una battuta la dobbiamo fare. Venga qua, signor. Questa è la moglie di Angelo Bortolini e quindi bisogna dire che dietro a un grande viticoltore c'è sempre una grande donna. Signora Mirella, qual è il segreto per riuscire a stare insieme così tanti anni? Tanta pazienza, tanta volontà e tanta un po' di forza. un po' di prosecco. Qualche volta un po' di prosecco. Grazie signora Mirella, grazie. Allora noi torniamo invece con il vice sindaco Geronazzo perché ci ha portato qui dove ci sono questi stand. Che senso hanno questi stand e che cosa sono? Beh, sono gli stand dei comuni con cui abbiamo un patto d'amicizia. Qui vedete la costiera amalfitana, dei comuni di Minori, Conca dei Marini e Furore. Cosa c'entra la Dobbiadene con la costiera amalfitana? Abbiamo un professore che ci unisce, un professore della scuola che ha creato una compagnia di teatro, il Teatro Instabile, che proviene proprio da questi comuni e ha creato questo gemellaggio, portando ogni anno i ragazzi studenti di Valdobbiadene a fare una pièce teatrale nei comuni di sua origine e viceversa porta su loro che ci portano i comuni i loro prodotti, patrimonio UNESCO come Valdobbiadene e Valdobbiadene. Diciamo che ci portano anche un po' di conoscenza di come si gestiscono i turisti, perché la costiera amalfitana è conosciuta in tutto il mondo da sempre, quindi qui dobbiamo un po' rubare con gli occhi, giusto? Sicuramente non solo con gli occhi ma anche con la bocca, perché potrete vedere i prodotti che hanno qui, che sono prodotti di eccellenza del territorio, uniche in tutto il mondo, e veramente dobbiamo imparare da loro anche per l'accoglienza turistica. Allora andiamo dalla signora Piccella che è qui. Senta, ma cosa ci fa una della costiera amalfitana in mezzo ai polentoni? Bellissimo stare insieme, anche perché è una sorta di gemellaggio che abbiamo fatto con il comune di Minori, con il comune di Valdobbiadene. Senta, ci invidia un po' il prosecco? Ce lo invidia un po'? Come? Noi invidiamo il limoncello magari. Infatti, No, grazie, dopo. Ecco, avete visto? Subito la vedete? No, grazie, mai in servizio. Comunque, come detto, anzi l'assaggio lo facciamo vedere a tutti i nostri telespettatori che vogliono venire qui a Valdobbiadene, perché è giusto far vedere questo tipo di gemellaggio, per dire che pur noi essendo veneti e loro essendo campani, siamo tutti italiani. Andiamo avanti, vice sindaco, lei comunque ci ha fatto vedere anche un altro posto, qui non è solo un unico. Guardiamo questa signora, venga qua con noi, ci faccia vedere. No, venga. Questo è il connubio ideale, avete visto? Vestita da campana con lo spritz in mano. Sì. Salve, buongiorno. Eccoti qua. Voi siete di? San Gregorio Magno. Quindi voi c'entrate perché qui è la fiera di San Gregorio. Certo, stamattina abbiamo fatto il gemellaggio perché abbiamo scoperto di avere molte cose in comune, tra cui la passione per l'alcol che è il vino, ad esempio, lo stesso patrono e poi i prodotti tipici che rispecchiano anche gli stessi. Ecco, per voi del sud Italia un vino come quello come il prosecco che cos'è? Perché voi avete vini molto più corposi, avete vini molto più liquorosi. È la stessa tradizione praticamente che va avanti da anni e anni, tramandata da famiglie in famiglie, ed è alla fine il vino bianco ad esempio è molto simile al prosecco che è qui, soltanto che il prosecco è adesso. Mi dicono che qui si offendono se lo chiamano prosecco, quindi mi hanno insegnato di chiamarlo Valdobbiadene DOCG. Perché questa è la DOCG, cioè questa è la punta di diamante di un mondo, certo, che è quello del prosecco. Certo. Grazie, avete visto. Però il nostro vice sindaco non ci ha ancora detto perché c'è qui il comune di San Gregorio Magno. Intanto ci avviciniamo perché abbiamo il momento, quello da veri, no? Quelli che noi abbiamo anche pensato a un talk, perché voi pensate che siamo qui a fare la festa, in realtà noi parliamo anche di agricoltura, perché qui si deve parlare di agricoltura. Allora, San Gregorio Magno, perché qui? San Gregorio Magno abbiamo firmato questa mattina il patto d'amicizia tra Valdobbiadene e il comune di San Gregorio Magno insieme al loro sindaco che era qui presente oggi, e il motivo per cui abbiamo fatto anche questo patto d'amicizia è perché ci comuna il fatto che abbiamo lo stesso patrono e il fatto che entrambi cerchiamo di valorizzare il territorio attraverso le PPL, piccole produzioni locali. Voi dovete sapere, cari telespettatori, che le piccole produzioni locali sono partite praticamente dalla marca trevigiana, dall'ULSS 2 della marca trevigiana, che ha avuto il pregio e anche l'ardire di fare in modo che quello che veniva prodotto nelle case, non so, le piccole marmellate e quant'altro, potesse essere commercializzato. E qui ha messo in moto un mondo fatto di piccole aziende che danno delle
dei piccoli prodotti di nicchia di altissimo valore, vero? Sì, prodotti a chilometri zero e di valore altissimo e soprattutto molto ricercati. Le prime PPL sono nate proprio a Valdobbiadene grazie all'US 2, come correttamente hai detto. Ecco, e va detto che questa è un'economia ulteriore da proporre anche ai giovani, perché basta addirittura avere, che ne so, la cucina della nonna riassettata, quindi non occorre avere grandissime cose per fare ad esempio delle marmellate, per fare ad esempio delle composte che poi possono viaggiare via internet in tutto il mondo. È vero, Assessore, che sono cose che i vostri giovani stanno già facendo? Verissimo, perché non solo marmellate, non solo composte, anche possono essere verdure sott'olio, possono essere insaccati, possono essere prodotti tipici derivanti dai boschi. Tutto quello che abbiamo di agricoltura del nostro territorio, delle nostre campagna, può essere convertito in PPL e anche i giovani lo stanno facendo con molto successo. Ecco, intanto andiamo avanti perché è il momento, stiamo andando avanti con il discorso del talk. Allora noi saliamo come fanno i veri, mentre Renato ci fa vedere già i nostri ospiti. Allora però, Assessore, questo prodotto, le PPL, così concludiamo anche, prego Assessore, prima lei, questo prodotto, ovvero le PPL, va detto che è un prodotto che via internet sta avendo un grossissimo successo, giusto? Verissimo, il mercato online sta riscontrando grossi successi con le PPL. Non da dimenticarci anche il mercato locale, perché molti turisti che vengono a visitare le colline patrimonio UNESCO vogliono assaggiare anche non solo il Valdobbiadene di OCG, ma anche altri prodotti tipici del nostro territorio, proprio come le PPL, che arrivano a chilometri zero dalla nostra terra. Insomma, un altro segnale ai giovani, datevi da fare, che di cose da fare ce ne sono. Facciamo sedere l'assessore, però facciamo sedere anche il nostro Adami, l'uomo delle bancole, il nostro presidente della Coldiretti di Treviso e volto della storia Spumanti, giusto per fare un po' di pubblicità, e infine il presidente di CIA, l'uomo che ha come fratello un apicoltore, per parlare di agricoltura. Prego, sedetevi, che così cominciamo a ragionare su quello che è, diciamo così, il nostro momento. Adesso io sto cercando di capire se qui abbiamo il nostro microfonista, se no io intanto comincio con il microfono normale. Renato, cosa dici? Andiamo avanti così intanto, perché non vedo il controllo dell'audio. Allora, cominciamo con il talk, quello vero. Perché ho convocato queste persone? Perché qui si è parlato di siccità, qui si è parlato di flavescenza dorata, qui si è parlato di futuro della DOCG anche rispetto all'intero mondo del prosecco. Allora, se mi permettete, comincio seriamente con il vice sindaco e poi arrivo. Vice sindaco, voi siete, diciamo così, siete una delle due parti di questo territorio UNESCO. Come riuscire a dialogare con l'altra parte? Beh, abbiamo un ottimo dialogo e una collaborazione costante col comune di Conegliano, ma anche con tutti i 15 comuni che fanno parte della denominazione Conegliano Valdobbiadene di OCG. E pertanto non possiamo far altro di dire che questa collaborazione è proficua, perché cerchiamo sempre di lavorare insieme di modo da uniformare tutto il territorio, sia per chi lo vive e sia per chi viene a trovarci. Ecco, invece con Adami parliamo di questo libretto, un libretto che voi avete presentato. Perché è importante la tradizione nella gestione di queste colline per dare un futuro a queste colline? Beh, i viticoltori di Conegliano e Valdobbiadene hanno lavorato più generazioni per costruire un paesaggio, un ambiente viticolo che poi è diventato patrimonio UNESCO. Bene, questa sapienza che si è costruita nel tempo deve essere tramandata, per cui abbiamo raccolto tutte le indicazioni storiche sulla gestione di questo fragile territorio e le abbiamo volute raccogliere in un libretto che possa essere tramandato a tutte le generazioni di oggi. Oggi sono cambiate anche le aziende non sono più solo familiari, le aziende sono diventate anche mediamente un po' più grandi, c'è del personale che lavora all'interno di esse e questo personale deve essere formato a gestire un territorio particolare come quello di Valdobbiadene. Ecco, sono cose complicate ma allo stesso tempo semplici se le sai gestire. Bene, un attimo solo che adesso noi riprendiamo con l'altro microfono, che così siamo anche, diciamo, in diffusione con tutta la piazza. Anzi, Nicoletta, se puoi far vedere dietro di te o anche Renato, se potete far... Allora, riprendiamo con, in maniera tale che ci senta tutta la piazza in questo talk show dedicato proprio, talk show di pochi minuti dedicato al presente, al futuro di questo territorio, del territorio UNESCO, ma soprattutto della viticoltura in questa zona eroica. Presidente, è così difficile pensare a una viticoltura che non abbia l'utilizzo di fitofarmaci? Beh, diciamo che gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi anni per ridurre al minimo l'utilizzo è stato importante.
quali associazioni di categoria hanno fatto sicuramente dalla loro parte per sensibilizzare i nostri viticoltori. Però è chiaro che comunque con le problematiche che ci sono, inquinamenti vari, è chiaro che un minimo di utilizzo ci deve essere. Il problema l'abbiamo avuto con la flavescenza, in particolare in questa area più vocata, e lì ci siamo messi tutti assieme, coordinati dalla Regione Veneto, per dare delle risposte univoche e sollecitare tutti a fare degli interventi mirati con gli stessi prodotti fitofarmaci e soprattutto negli stessi giorni, in modo che si faccia tutti assieme quello che si deve per difenderci da questo problema che l'anno scorso ci ha visti veramente segnati da morire sulle piante di un certo tipo. Senta Presidente, qui ha davanti, come dire, tante persone che vivono con questo momento economico, cioè quello del vino, ma tante persone che vivono in questo territorio e questi trattamenti li sopportano male. Qual è il messaggio a chi non vive di Prosecco ma si vede le botti che passano? Ma quello che noi sollecitiamo, ma che poi è anche la realtà, che c'è un dialogo ormai fra il produttore e il cittadino che è anche un consumatore. Su questo devono essere informati quando si fanno dei trattamenti in certe aree, diciamo, più sensibili, perché è giusto che sia così, che ci sia un'interazione e una collaborazione anche, se vogliamo, perché non è sicuramente nostra intenzione di andare a disturbare niente e nessuno, anche perché i primi che comunque devono essere attenti a questo aspetto sono i viticoltori, che fanno i trattamenti in prima persona e lo fanno vicino alle proprie case, perciò la sensibilità è sicuramente alta. Poi ci sono sempre quelli che polemizzano anche gratuitamente, però noi vogliamo il dialogo, vogliamo essere trasparenti. Anche qui come associazioni tutti e tre ci siamo messi assieme per formare e scrivere un decalogo, un vademecum che dia delle regole e delle indicazioni precise, in modo che il cittadino accetti, diciamo, questa anche, se vogliamo, una ricchezza che abbiamo nel territorio, perché senza le nostre colline, con le nostre produzioni di Prosecco, sarebbero sicuramente situazioni molto più difficili, più critiche. Beh, comunque avete capito, l'economia è quella che è, dobbiamo cercare di convivere assieme. Dopo il libretto sulle bancole avremo un libretto delle buone pratiche. E vado invece da Salvatore Ferretti, dopo Giorgio Polegato, presidente di CIA Treviso, perché lei ha un fratello che, come abbiamo detto prima, lavora con le api, quindi sostenibilità. E la sostenibilità è la parola d'ordine per tutto il nostro territorio, sia che sia esso collinare che sia esso di pianura. Come dicevano con i miei colleghi, è una questione di collaborazione e di rispetto, quindi insomma è importante dialogare con la popolazione, è importante dialogare con gli agricoltori ed è importante dialogare anche tra associazioni, in modo tale che le informazioni per la corretta gestione del territorio, dei prodotti, delle tipologie di sostanze che vengono utilizzate sia coordinato e gestito nel modo più sostenibile possibile. Bene, allora questo era il primo giro, questo che riguarda, diciamo così, i trattamenti, il presente e il futuro della gestione dei vitigni. L'altro tema, l'avete sentito anche nell'intervento del Presidente Luca Zaia, è la siccità, è l'altro tema che ci preoccupa tantissimo. Valdobbiadene, tra le altre cose, ha sottoscritto con le colline UNESCO e con la DOCG, il consorzio della DOCG, un importante accordo per la gestione delle acque. Non è vero, Vice Sindaco? Non solo, anche assieme alle 3 associazioni di categoria qui presenti. Adesso volevo giocarmela dopo, mi ha spoilerato. Accidenti. E assieme anche al consorzio di bonifica Piave. Ci stiamo impegnando, l'accordo verrà esteso prossimamente anche agli altri 14 comuni della DOCG, impegnandoci per cercare soluzioni che sicuramente non potranno risolvere il problema della siccità, ma cercare di venire incontro a questa problematica che sta diventando ogni anno sempre più difficile da gestire per l'agricoltura, cercando di trovare delle soluzioni che possano limitare le perdite d'acqua e sfruttare al meglio l'acqua che già abbiamo, che arriva ogni anno con le precipitazioni. Franco Adami, nel vostro studio c'è anche una gestione corretta dell'acqua, andando a guardare il passato? Beh, allora la cosa principale è che su questo studio abbiamo voluto far emergere come gestire le acque affinché il territorio non ne subisca delle conseguenze negative. Nel momento in cui però riusciamo a gestire le acque all'interno dei vigneti in pendenza, è molto probabile che ci faciliti il lavoro sulla conservazione di queste acque. Per cui le proposte di eventuali laghetti, pozze che si possano
costruire all'interno dei vigneti o all'interno degli aerali dove è possibile diventa ulteriormente vantaggioso, per cui prima la gestiamo l'acqua, poi la incanaliamo dove la possiamo depositare e la possiamo riutilizzare nel futuro immediato. Ecco, ma queste buse, come le si chiamavano una volta, esistono, sono state interrate, bisogna riaprirle? Perché prima abbiamo chiesto al Presidente, il Presidente ha detto che bisogna fare un grande piano che sia anche un piano di autorizzazioni, quindi voi dovete aspettare sempre l'autorità per muovervi o potete farlo perché siete padroni in casa vostra? No, calma, allora le cose vanno fatte con criterio, sempre preservando da un lato il territorio e la sicurezza dello stesso. Quelle che chiamavi buse prima erano in realtà delle piccole pozze che servivano ad attingere l'acqua per fare i trattamenti. Quelle di cui stiamo parlando invece sono dei laghetti, chiamiamoli laghetti, insomma dei contenitori dell'acqua piovana che possano servire per l'irrigazione. Hanno sicuramente delle dimensioni diverse, devono essere localizzati i posti adeguati per farle e semplificate le pratiche per poterli realizzare. Speriamo veramente che oppure dovremmo aspettare i prossimi 20 anni come tante altre cose qua? Secondo me è la volontà in primis di fare le cose bene. Quello che temono i viticoltori sono le lungaggini burocratiche, quelle per cui l'accennava anche il Presidente Polegato prima su trattamenti e cose di questo tipo. Le abbiamo discusse proprio in una serata qui a San Gregorio. I viticoltori vogliono lavorare in regola, solamente che in questa particolare fase storica non sono chiare le regole e non sono adeguatamente rapportate ai controlli, per cui siamo arrivati all'assurdo che stai lavorando e non sei più sicuro se stai lavorando in regola o no. Bene, che ci vuole la parte politica, come la parte politica è importante nel poter realizzare delle cose concertate. Quello che temiamo tutti e quello che ci dà grandi problemi è la burocrazia che c'è all'interno di qualsiasi attività che tu voglia svolgere. Bene, adesso invece con Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, affrontiamo invece quello che ha detto il Presidente Zaia, da far tremare i polsi, l'ordinanza di limitazione dell'acqua, soprattutto adesso che cominciano le irrigazioni, che comincia il seminativo ad esempio in pianura. D'altronde, se guardiamo i dati che ci vengono forniti dal Consorzio di Bonifica, si parla di un 40% in meno di acqua piovana che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e perciò è chiaro che da qualche parte qualcuno dovrà rinunciare e qui sarà una partita difficile da gestire e da giocare. Diciamo che la provincia di Treviso vive molto delle piogge di montagna, perché gli invasi che ci sono, i laghi che ci sono, che forniscono poi sia la sinistra che a destra Piave, arrivano dal Bellunese, e fortunatamente l'anno scorso, nonostante qui ci fosse una siccità importante, lì in montagna invece aveva quasi sempre piovuto e ci ha permesso di salvare la stagione. Speriamo che sia così anche quest'anno, perché chiaramente le previsioni non sono ottimistiche, però ripeto, al di là di quello che succederà qui, che è fondamentale la pioggia, ma guardiamo anche a nord, perché ripeto, quello che ci serve per sia dell'uso umano che anche agricolo arriva appunto dal Bellunese e dalla montagna, e ci si augura che anche quest'anno si possa sopperire almeno in buona parte a quello che il nostro fabbisogno. Devo dire che in montagna ci guardano un po' male perché dicono che noi siamo degli spreconi. Parlavo prima con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, dice però in pianura devono imparare a risparmiare di più l'acqua, vero? Ma credo che sarà una cosa necessaria, dovremo comunque ragionare e avere un utilizzo completamente diverso da quello che siamo abituati ad avere in questi ultimi anni, perché purtroppo sarà l'oro bianco, sarà proprio questo aspetto qua, l'acqua sarà sempre meno disponibile e dovremo pensare di utilizzarla in maniera intelligente. Allora, per ultimo invece parliamo di SKY e ne parliamo con Salvatore Feletti, perché tutto questo naturalmente si traduce in costi. Noi sappiamo che l'anno scorso, ad esempio, molti viticoltori sono andati al Consorzio Piave a farsi la botte d'acqua e pagando l'acqua per riuscire ad andare a irrigare. Qui poi i conti torneranno? Qui magari sì, ma in pianura forse no.
È un altro tema delicato questo, purtroppo gli aumenti che ci sono stati a livello generale condizionano le famiglie ma anche le aziende. Io spero sia solo un periodo temporaneo dove questi costi vadano a incidere in modo così negativo. Non possiamo oltretutto aumentare i costi del prodotto finito perché dobbiamo avere anche un'attenzione per il consumatore. L'economia del nostro paese è ad oggi un po' in difficoltà, abbiamo un'inflazione elevata, quindi non possiamo neanche pretendere di aumentare chissà quanti prezzi. Sicuramente un sostegno da parte del governo per venire incontro un po' alle esigenze delle aziende è una cosa che noi tutti chiediamo, perché alla fine stiamo producendo materia prima, siamo un settore primario e quindi secondo me abbiamo anche una sorta di priorità nella gestione delle risorse, perché comunque i nostri sforzi servono a nutrire le persone. Quindi... Senta, però, come ha detto prima il Ministro Lollobrigida, la qualità ci salverà? La qualità è la forza del nostro paese e deve assolutamente salvarci. Noi purtroppo siamo un paese dove non possiamo puntare sulla quantità. Il fattore quantità lo lasciamo ad altri territori e il nostro sicuramente non è uno di questi. Ultimo giro invece con Giorgio Polegato per l'appello ai giovani che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo. L'agricoltura è ancora bella anche per i giovani? Ma dobbiamo pensare che negli ultimi anni c'è stato un incremento importante di nuove aziende rivolte verso i giovani, perciò c'è un'attenzione massima a quello che è il settore primario, il settore agricolo, perché il giovane ha una visione diversa rispetto a quello che era, diciamo, la mentalità di una volta, nel senso che oggi un giovane vede delle opportunità che una volta non venivano colte, perciò nel trasformare il prodotto, nel dare valore aggiunto, nel valorizzarlo. Credo che su questo ci sono tante idee, ci sono tante aziende che ci stanno trasformando piano piano ed è un'opportunità straordinaria per chi comunque lo eredita di famiglia, ma anche per chi si affaccia a questo mondo che, ripeto, dà tante occasioni per diventare imprenditori, per pensare appunto anche alla sostenibilità, perciò creare un prodotto che sia di qualità ma che vada incontro anche alle esigenze del consumatore. Adesso andiamo invece con Franco Adami, vicepresidente di Confagricoltura Treviso. Giusto per l'ultima battuta, senta, DOCG, Doc, io so che questa è la domanda più spinosa in assoluto, ma lei che insomma vive all'interno di queste colline da sempre, c'è possibilità di dialogo tra le tre, diciamo così, tra le tre denominazioni, e soprattutto, visto che andiamo verso il Vinitaly, continueremo ad andare a ranghi separati o riusciremo a fare un fronte comune? Scusate, prima una nota sull'irrigazione, perché è importantissima. L'irrigazione a goccia sui vigneti fa risparmiare il 90% d'acqua rispetto ad altre tipologie. Ci sono aree servite dai consorzi di bonifica, aree non servite. Favoriamo in tutti i modi l'associazionismo dei produttori che vogliano risolvere questo problema in maniera indipendente, o facendo i laghetti o facendo un pozzo, invece che andare in ordine sparso. C'è una scolarizzazione importante in questo territorio. Guardate, io penso che ormai il 30% dei viticoltori giovani, come li abbiamo citati, sono laureati in viticoltura, sanno cosa stanno facendo e hanno una grande predisposizione a lavorare insieme. E arriviamo alla domanda. Prosecco DOC o Conegliano Valdobbiadene DOCG o Asolo sono facenti parte di una famiglia, di un mondo prosecco che hanno delle specificità diverse. Io vorrei chiarire una volta per sempre: il prosecco è tutto buono, poi ci sono delle aree che lo fanno un po' meglio, un po' più buono. Non è la capacità dell'imprenditore, che può essere anche uguale, è la terra che crea delle differenze. Non dobbiamo temere nel modo più assoluto il dialogo insieme, che va fatto, ma non può essere imposto, deve essere vissuto. Bisogna crederci, il fatto di lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi comuni è importantissimo, non andiamo da nessuna parte se no, però va fatto quando tutti ne sono convinti e quando ognuno ha rispetto profondo per l'identità dell'altro. Ecco, un tema che sicuramente riprenderemo quando andiamo al Vinitaly, perché secondo me questo è un altro tema importante da rivedere insieme al Vinitaly. L'ultima parola prima di lasciare lo spazio alla banda cittadina e alle majorette, come ho promesso a tutti i nostri telespettatori, la facciamo col vice padrone di casa, perché il padrone di casa è ancora a Villa dei Cedri. Senta, soddisfatto di questa fiera, di questa gente, di questo movimento e di quello che abbiamo detto oggi?
Beh, direi che un inizio fiera migliore non lo si poteva avere neanche pregandolo o chiedendolo. Il tempo ci ha aiutato tantissimo e tutte queste presenze lo dimostrano, e direi che una diretta di Antenna 3 come questa è stata la ciliegina sulla torta di un evento perfetto come questo. Grazie a tutti. Grazie della sviolinata, visto che parliamo di violini e parliamo di musica, a questo punto noi ci spostiamo da questa parte, facciamo vedere la banda cittadina la banda di Valdobbiadene, devo dire le cose giuste. Banda di Valdobbiadene con le Majorette, dove sentiremo, mi pare, Montegrappa, se non sbaglio, perché non volete fare il Piave, non so perché, ma comunque va bene così. Montegrappa, le Majorette e poi linea a Marta per la chiusura di questa nostra diretta. Via! Rieccoci in studio con queste belle immagini che ci arrivano in diretta da Valdobbiadene e la banda appunto della città di Valdobbiadene. Noi chiudiamo questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie naturalmente per il collegamento a Lucio Zanato con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto, di Renato Capoia e di Alberto Pivetta, poi grazie in regia a Tony Esposito e Francesco Ceronna. È tutto dunque, grazie a tutti voi per averci seguito, un buon pomeriggio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Si rafforza la pressione atmosferica, il tempo dunque sarà buono in questa domenica 12 marzo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, fino al primo mattino avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi cielo sereno o al massimo velato. Venti dai quadranti settentrionali e quindi più freschi. Le temperature saranno dunque in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 2 e i 5 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con cielo in prevalenza velato, più sereno sulla costa. Soffierà un po' ovunque, bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con occasionali nubi in transito. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.